Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Vertice della Protezione Civile a Stromboli, il ministro Musumeci, pronti ad ogni evoluzione del vulcano. Analisi di un'eruzione, l'ultimo parossismo sull'Etna è scaturito dalla voragine, uno dei crateri più importanti. Per il vulcanologo Viccaro è collegato agli strati più profondi del magma. Senza di noi musei chiusi, alla Regione la protesta dei precari dei beni culturali siciliani che chiedono di essere stabilizzati. Tanti dubbi ancora sull'incidente in cui ha perso la vita la piccola Aurora a Villabate. Indagati per omicidio stradale entrambi i genitori, non si sa chi fosse alla guida. Quel magazzino non lo devi affittare, minaccia un attentato alla proprietaria di un locale a Canicattì, 3 arresti per estorsione. Siracusa capitale delle reti colabrodo, le condotte più recenti risalgono agli anni '80, della penuria d'acqua fanno le spese ai turisti. Calciomercato, dopo Anastasio, il Catania è pronto a ufficializzare D'Andrea, a Trapani arriva l'attaccante Udo. A Stromboli questa mattina vertice della Protezione Civile con il ministro Nello Musumeci, pronti ad ogni evoluzione, ha detto. Sentiamo Francesco Triolo. Abbiamo l'obbligo di stare sempre in guardia, abbiamo l'obbligo di immaginare sempre lo scenario peggiore e augurarci quello migliore. L'eruzione dello Stromboli non si ferma, e così le parole del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato sull'isola insieme al capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, fanno comprendere come l'attenzione sia sempre alta. Musumeci ha presieduto un vertice con la partecipazione della prefetta di Messina Cosima Di Stani, del sindaco di Lipari Riccardo Gullo e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, sottolineando come il comitato operativo serve proprio a monitorare il fenomeno eruttivo. Naturalmente tutto è legato alla necessità di dover intervenire. In questo momento l'ipotesi non esiste, ma bisogna stare molto cauti e attenti ed essere pronti ad ogni sviluppo, ad ogni evoluzione del fenomeno eruttivo. Il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio invece ha sottolineato come sull'isola adesso sono circa 2000 le persone presenti e come l'evacuazione è un'eventualità che si sta pianificando, anche se si spera non ci sia la necessità. Proprio il clima d'allarme preoccupa soprattutto i residenti per le ripercussioni economiche sul fronte turistico, preoccupazioni espresse durante l'incontro con una delegazione di cittadini. È chiaro che i divieti non sono frutto di un capriccio, vengono adottati in una determinata condizione. Siamo in una fase di allerta rossa e non possiamo non tenere conto della necessità di salvaguardare il diritto alla sicurezza di tutti. Stiamo mantenendo un profilo basso appunto per non danneggiare i turisti. Questa è un'isola meravigliosa che va vissuta soprattutto nei mesi estivi, ma tutto quello che stiamo facendo è assolutamente doveroso, necessario e irrinunciabile. E l'emergenza Stromboli sarà al centro della puntata di oggi di Sicilia 24 Focus, il monitoraggio del vulcano, grazie a Stefano Branca, direttore dell'NGV di Catania. La situazione del turismo con Cristian Del Bono, presidente Federalberghi Isole Eolie. Immagini, interviste e collegamenti dall'isola. In studio con Roberta Lunghi, ospita anche Federica Scuderi, agente di viaggio. L'appuntamento è come sempre alle 14:30, dopo il TG e in streaming sulla siciliaweb.it. Inviate i vostri messaggi domande alle linee WhatsApp 342 745 5005. L'eruzione che ha dato spettacolo in questi giorni sull'Etna proveniva dalla voragine, uno dei crateri più importanti che, come ci spiega il vulcanologo Viccaro, è collegato ai condotti centrali e al magma più profondo. Lo ha intervistato per noi Orazio Longo. Professor Viccaro, perché è così importante quando, si muove il cratere voragine? Il cratere voragine ha un'attività che è decisamente meno frequente rispetto al cratere di sud-est che negli ultimi anni, decenni, ha tenuto la scena in zona sommitale. Quando entra in attività ha sempre un significato vulcanologico importante.
Si possono ricordare ad esempio gli eventi del 64, ai quali sono seguiti nel 68 l'apertura della Bocca Nuova e nel 71 la formazione del cratere di sud-est, quindi un'importante modifica dell'assetto tettonico della zona sommitale. La voragine ha la capacità, come evidenza, quella di essere in grado di movimentare magmi molto profondi nel sistema di alimentazione, volumi importanti, si parla dei condotti centrali. Dobbiamo stare preoccupati? No, non è una questione di star preoccupati, però sicuramente da un punto di vista vulcanologico la riattivazione della voragine ha sempre un significato importante. La strada che prenderà il vulcano è da capire nel corso, attraverso anche gli studi che sono già in corso, che stiamo svolgendo. Intanto Catania è ancora alle prese con la coltre di cenere vulcanica. La raccolta procede a rilento e continuano i disagi per gli abitanti. Tonino De Mana. Mi dispiace dirlo perché è la mia città, ma in questo momento fa schifo. Lo sfogo di questa signora la dice lunga sullo stato d'animo dei catanesi, che passano da un'emergenza all'altra. Questa volta a creare grattacapi è la cenere vulcanica caduta copiosa il 4 luglio scorso. A distanza di 5 giorni è cambiato ben poco, con strade e marciapiedi ricoperti dalla coltre nera, prove di equilibrismo per i pedoni. L'obiettivo è evitare rovinose cadute. Sì, un po' di equilibrismo c'è, ci alleniamo. Pensavo che già fosse stata spazzata, invece ancora no. Eppure sono passati 5 giorni dall'eruzione dell'Etna su Catania e ancora è pieno di cenere. Purtroppo è così, la nostra politica è un pochino lenta. Non sono di questa, io non sono di Catania, però mi sono trovata in difficoltà. Politica lenta e passo lento per non scivolare. Infatti. Chiediamo come CIDEC un tavolo di emergenza alla Prefettura di Catania per uscire da questo stallo, da questo caos, in modo da dare una risposta alla città. È impossibile che i turisti cadano a terra. Sul fronte della raccolta sono operative le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord, mentre a Canalicchio e Nesima gli scarrabili continuano a ricevere tonnellate di cenere che solo da poco tempo è diretta negli impianti di Caltanissetta e Piano Tavola, che il Comune di Catania ha individuato in extremis e con non pochi problemi per il conferimento della sabbia vulcanica. Poi, su disposizione dell'assessorato comunale all'ecologia, si passerà alla raccolta porta a porta dei sacchetti lasciati in strada. Si giustifica così il lento ritorno alla normalità per una città che al primo imprevisto piomba nel caos. Insomma, siamo di fronte all'ennesimo polverone. Cambiamo argomento, tornano in piazza i precari dei beni culturali e minacciano di paralizzare i siti e i parchi archeologici in piena estate se la Regione non provvederà alla loro stabilizzazione. Maglio Viola. Minacciano di bloccare siti archeologici e musei in pieno agosto in tutta la Sicilia. Sono i lavoratori ASU, precari ex socialmente utili dei beni culturali. Questa mattina sono scesi in piazza a manifestare sotto la sede della Presidenza della Regione. Per loro si attende la stabilizzazione entro l'anno, ma denunciano che la procedura prevista per legge non è mai partita, mentre per altri precari è già in corso. Abbiamo avuto già un'interlocuzione con la funzione pubblica, ad oggi tutto è fermo. Siamo nuovamente qua davanti alla Presidenza per chiedere fortemente al Governo di dare attuazione alla legge, stabilizzazione a 30 ore per i lavoratori dei beni culturali impegnati in tutta la Sicilia, siti archeologici, musei, soprintendenze. Siamo pronti al blocco totale dei siti da parte di tutte le sigle sindacali. Attualmente la situazione di custodi e portieri è complessa nei beni culturali siciliani. Il personale è insufficiente. Se venissero a mancare gli ASU, che rappresentano circa il 30% della forza lavoro, all'ingresso dei siti sarebbe la paralisi. Accogliamo 5 milioni di turisti all'anno, non accogliamo i turisti. 5 milioni di turisti all'anno. L'incremento in questi primi 6 mesi c'è stato un incremento del 15% in più rispetto al 2023. Parliamo di milioni di euro. Siamo i fessi della situazione, senza pagare INAIL, cioè non pagano niente con noi, ci pagano in nero. È bello così e continuiamo così, bella sta vita. In piazza questa mattina erano meno di 50, ma sottolineano come la loro vertenza sia dimenticata proprio perché sono pochi, ma comunque indispensabili per il funzionamento di parchi e siti archeologici. Una delegazione è stata comunque ricevuta alla Presidenza della Regione. E siamo adesso alla cronaca. Ancora restano tanti dubbi sulla morte della piccola Aurora, la bambina di 3 anni vittima di un incidente stradale domenica scorsa a Villabate. Restano tante incongruenze nel racconto dell'incidente fatto dalla famiglia, indagati madre e padre della piccola.
Chi guidava l'autovettura sulla quale ha trovato la morte la piccola Aurora Brusa di appena 3 anni? Come mai sono rimasti illesi tutti gli altri occupanti che non presentano neanche un graffio? E soprattutto perché la famiglia non ha chiamato i soccorsi ma si è presentata direttamente in ospedale? A distanza di 3 giorni dalla tragedia di Villa Abate, le indagini invece di chiarire gli eventi sollevano 1000 nuovi interrogativi. Resta avvolto in una strana coltre misteriosa la morte della bambina. In base alle prime notizie, l'auto priva di assicurazione condotta da Rosario Brusa, senza patente perché sospesa dopo un precedente incidente, avrebbe avuto un guasto ai freni finendo contro un muro in via Nitta a Villa Abate. Nello scontro però a morire sarebbe stato soltanto la piccola Aurora. Incolume il fratellino gemello di 3 anni, il fratello maggiore di 15 ed entrambi i genitori. Ma gli inquirenti non credono sia andata esattamente così ed hanno iscritto nel registro degli indagati sia Rosario Brusa, che presentava un tasso alcolemico di 1,34 quando il limite è 0,50, ma anche la moglie, Cetti Guarino. Proprio la moglie aveva un tasso alcolemico elevato, anche lei. In un primo tempo si pensava la mamma tenesse in braccio la piccola, ma gli inquirenti sospettano che invece alla guida potesse esserci lei. Si tratta però soltanto di supposizioni investigative. Al momento esistono solo dubbi e incongruenze nel percorso di ricostruzione dei fatti. Cosa sia veramente successo toccherà agli investigatori scoprirlo. L'unica certezza è che i drammatici fatti di domenica hanno portato alla morte della piccola Aurora, un angelo dagli occhi azzurri, come l'ha definita la zia consigliere comunale di Villa Abate in un doloroso post sui social. In questo filmato che vi proponiamo si vedono 2 banditi che hanno appena rapinato un centro diagnostico ad Cireale, inseguiti da un dipendente con il quale ingaggiano una colluttazione durante la quale perdono le 2 cassette in metallo con i soldi che avevano appena rubato. I 2 rapinatori poi fuggono su uno scooter, ma un passante li riprende e posta sui social il video, quello che vediamo, che diventa virale. Adesso uno dei malviventi è stato identificato e arrestato dai carabinieri in Calabria in un'area di servizio. Giudizio immediato per l'ex assessore regionale alla famiglia Paolo Colianni, medico e psicoterapeuta accusato di violenza sessuale aggravata su una paziente di soli 14 anni. Lo ha disposto il GIP di Enna accogliendo la richiesta della procura. L'imputato è agli arresti domiciliari dallo scorso 27 gennaio. Secondo l'accusa, il medico avrebbe abusato della ragazzina che aveva in cura per delle sedute di psicoterapia. A Canicattì, in provincia di Agrigento, 3 persone sono state arrestate per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Uno di loro avrebbe minacciato la proprietaria di un magazzino a non cedere in affitto il locale. Orazio Longo. Questo magazzino non lo devi affittare. Non un semplice consiglio, ma una minaccia bella e buona con tanto di incendio appiccato alla saracinesca per far capire meglio il concetto. Con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, 3 persone sono state tratte in arresto dalla polizia su delega della DIA a Canicattì, nell'Agrigentino. Tra questi c'è anche Antonio Maira, militante già negli anni '80 della Stidda, destinatario di diverse condanne, tra cui quella più pesante nel 1986, che scontò fino al 2004 in Frittaglie con la pubblica accusa sostenuta dall'allora giovane magistrato Rosario Livatino. Le indagini erano iniziate ad aprile dell'anno scorso. Secondo gli investigatori, gli arrestati, al fine di preservare gli interessi economici del titolare di un'auto-officina, anch'egli arrestato, avrebbero costretto la vittima dell'estorsione a non concedere in locazione un magazzino di sua proprietà ad un soggetto che, adibendolo a sua volta ad officina meccanica, avrebbe potuto rappresentare fonte di concorrenza per l'altro. Così i 3 con fare minaccioso si sarebbero recati presso l'abitazione della vittima e il condannato per l'appartenenza alla Stidda avrebbe proferito frasi minatorie all'indirizzo della stessa, rimarcando la sua appartenenza all'associazione mafiosa. Inoltre uno dei 2 correi si sarebbe rivolto alla donna minacciando che le avrebbe fatto la faccia tanta se mai si fosse permessa di cedere in locazione il magazzino. Le indagini si sono avvalse anche delle dichiarazioni della vittima e dei suoi congiunti. Era a bordo di un gommone insieme ad amici quando è caduto in acqua ed è stato ferito dall'elica dell'imbarcazione. Diverse le lesioni che ha ricevuto un giovane alle braccia e al torace, per lui 40 giorni di prognosi. È successo all'Arenella di Palermo. La Capitaneria di Porto ha aperto un'inchiesta. La Sicilia è senza acqua e a Siracusa c'è una rete colabrodo. I guasti sono all'ordine del giorno e anche le lamentele di turisti e albergatori. Francesco Aloi. In una Sicilia in emergenza siccità c'è anche il caso Siracusa. L'acqua c'è, ma i tubi sono vetusti. Reti colabrodo, perdite e guasti all'ordine del giorno. Disagi per i residenti, ma anche per i turisti. Non è una bella pubblicità.
dicono gli albergatori. Sulla pagina di Siam, che gestisce il servizio idrico in città, c'è una raffica di post, tutti su guasti alla rete. I tubi più nuovi risalgono agli anni 80. Abbiamo un'età che supera anche i 50 anni, a fronte di una vita media che in funzione della tipologia di tubo mediamente dovrebbe essere compresa tra i 15 e i 20 anni. Sarebbe necessario, se non d'obbligo, cambiare le condutture, così non ci sarebbero più tanti guasti e soprattutto non si perderebbe acqua, oggi preziosa come non mai. Ma su questo Siam precisa. Dopo aver presentato alcuni progetti, uno il REACT diversi anni fa, circa 5 anni fa, per circa 32 milioni di euro di lavori, non c'è stato approvato in quanto non siamo stati riconosciuti in virtù del contratto ponte che abbiamo come soggetti attuatori. Non siamo infatti nelle condizioni di poter fare degli interventi strutturali di sostituzione della rete, ma soltanto di arginare in maniera assolutamente emergenziale delle perdite. E secondo uno studio di Utilitalia c'è proprio Siracusa in testa alla classifica delle città con reti colabrodo in Italia. Ci fermiamo, c'è una pausa pubblicità e poi torniamo a parlare di un asteroide da uno strano nome. A tra poco. Ha il nome del mecenate siciliano Antonio Presti, l'asteroide 20049. L'intitolazione è avvenuta su proposta dell'astrofisico Mario Di Martino. Il mecenate ha voluto dedicare il riconoscimento alle mamme e ai bambini del quartiere di Librino. Una felice sorpresa sapere che da oggi il mio nome viene a far parte della fascia principale degli asteroidi, ha commentato il maestro Presti. Spero che questo asteroide a me dedicato possa contribuire a restituire la visione dell'invisibile. E c'è grande attesa per il concerto di Max Pezzali questa sera al Franco Scoglio di Messina. Ad annunciare l'ex frontman degli 883 ieri sera c'era anche la banda. Desiree Ferlito. A Messina arriva Max e ad annunciarlo una parata per le vie del centro. Un corteo festante e vitale, musicisti e sbandieratori hanno invaso la città muniti di colorate pettorine in onore del re del pop italiano, intonando le più note canzoni dell'ex frontman degli 883. Cresce l'attesa per il concerto di stasera e in città esplode la festa. La banda Giuseppe Verdi di Faro Superiore, scelta per l'occasione, gli sbandieratori torneranno oggi sul palco dello stadio Franco Scoglio per aprire la strada all'ingresso di Max Pezzali, fenomeno senza tempo della cultura pop italiana, i cui testi e parole sono diventati memoria collettiva e colonna sonora di almeno 3 generazioni. Pezzali riempie gli stadi e fa sognare con il suo Max Forever. Una canzone d'amore, come mai hanno ucciso l'uomo ragno, sei un mito, migliaia le voci e i cuori che stasera intoneranno i brani più iconici di Max Pezzali, riempendo lo stadio Franco Scoglio di Messina di colori, di gioia ed emozioni senza tempo. È morto Antonino Recca, l'ex rettore dell'Università di Catania. Aveva 74 anni, 2 mandati alla guida dell'Ateneo. Nato proprio a Catania e laureato in chimica, nel 99 era diventato preside della facoltà di ingegneria, mantenendo l'incarico fino al 2005. Quindi nel 2006 era stato eletto magnifico rettore, rimanendo in carica fino al 2013. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con le novità di calciomercato. Siamo al calciomercato. A Trapani arriva l'attaccante Udò, mentre il Catania potrebbe ufficializzare altri ingaggi dopo Anastasio. Francesco Triolo. È un Catania molto attivo sul mercato. L'ufficialità di Armando Anastasio è stato solo un atto formale perché l'accordo e le visite mediche del difensore lo scorso anno alla Casertana erano cosa nota già da giorni. È il terzo acquisto dei rossazzurri dopo il centrocampista Carpani e il portiere Adamonis. Per il difensore napoletano contratto sino al 30 giugno 2027. È questione di ore anche per l'ufficialità di Filippo D'Andrea, l'attaccante del Cerignola che dovrebbe legarsi al rossazzurro per 3 anni. La società è pronta anche a perfezionare l'ingaggio del centrocampista della Ternana
Viola Francesco Di Tacchio, sul tavolo un accordo per 2 stagioni. Continua inoltre il corteggiamento a Luca Verna, il centrocampista destinato a lasciare Catanzaro. Ufficializzazione anche a Trapani, che ha preso l'attaccante classe 97 King Udo, prodotto dai settori giovanili di Reggiana e Juventus. Lo scorso anno era il Gubbio, 11 gol in 34 gare di campionato. A Messina motori apparentemente spenti. Il presidente Sciotto sta risolvendo problemi di salute, ma nei giorni scorsi, insieme al direttore sportivo Giuseppe Pavone e all'allenatore Giacomo Modi, ha visitato alcune località per definire la sede del ritiro. Per il resto Pavone sta cercando di muoversi per la costruzione della squadra. In questo senso avrebbe bloccato il portiere Curtosì, classe 2004, lo scorso anno al Notaresco. Chi è già al lavoro sul campo è il Palermo. Nel ritiro di Livigno si è presentato Patrick Peda, il nuovo difensore acquistato la scorsa estate ma lasciato un anno in prestito alla SPAL. C'è attesa per conoscere il futuro di Brunori, mentre si attende l'ok per l'arrivo di Nicolau e Pierozzi. Il Catania FC di Beach Soccer ha celebrato la recente vittoria della Coppa Italia. L'occasione è servita per incontrare la stampa e tracciare un bilancio dei progressi degli ultimi anni che hanno portato a conquistare la Coppa Nazionale. Abbiamo incontrato il general manager Alessandro Di Benedetto. Sentiamo l'intervista. Gli sforzi che abbiamo fatto in questi 2 anni ci hanno ripagato alla grande con la vittoria della Coppa Italia, che è maturata da una finale tutta catanese, no? Quindi già si sapeva che la Coppa era ai piedi dell'Etna, e questo qua per Catania è un punto d'orgoglio, percorso abbastanza spigoloso. Attualmente non ce n'è squadre materasso come negli anni scorsi, no? Quindi tutte le partite sono abbastanza combattute. Noi speriamo di esserci per le finali di San Benedetto, però ancora ci sono 2 tappe, abbastanza lunga la strada. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro Sicilia 24 Focus dedicato all'emergenza a Stromboli. Grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.